Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia, i principali titoli della mattina. Maxi operazione antimafia a Palermo, 13 persone sono state arrestate, 8 sono finite in carcere, 5 gli arresti domiciliari, 45 complessivamente gli indagati. L'inchiesta riguarda le famiglie mafiose dell'Acqua Santa e dell'Arenella appartenenti al mandamento di Resuttana. Le accuse contestate a vario titolo comprendono associazione mafiosa, riciclaggio, bancarotta fraudolenta e gestione abusiva delle scommesse. Tra gli arrestati anche i boss Raffaele Galatolo e Stefano Fidanzati. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte della bambina di 7 anni, originaria di Ravanusa, deceduta ieri pomeriggio sulla spiaggia di Marianello a Licata, nell'Agrigentino. La piccola avrebbe accusato un malore improvviso mentre si trovava sull'arenile. Inutili i soccorsi, il personale sanitario giunto con l'elisoccorso non ha potuto far altro che constatarne il decesso. La polizia ha arrestato un 21enne nel quartiere Picanello di Catania con un vero e proprio deposito di droga nel soggiorno di casa. Gli agenti sono stati attirati dal forte odore di marijuana proveniente dall'abitazione del giovane in via Malta, al cui interno sono stati trovati 4,5 kg di marijuana, 1 chilo di hashish e 46 grammi di cocaina. Adesso nel Trapanese, nello specifico a Mazara del Vallo, dove è stato arrestato un 54enne accusato di aver rapinato una ragazza di 17 anni minacciandola con una pistola e strappandole la borsetta. L'uomo pluripregiudicato e senza fissa dimora è stato identificato grazie alle telecamere di videosorveglianza. Infine, vasto incendio nella notte a Marsala all'interno di una ditta specializzata nel trattamento di rifiuti di vetro e metallo incontrata a Ponte Fiumarella. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco con autobotti e mezzi speciali provenienti anche da Mazara del Vallo e Alcamo. Sull'origine del rogo indagano i carabinieri e i tecnici dell'ARPA. Ed è tutto per questa edizione, tutti i dettagli su queste notizie li trovate come sempre sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.